E si sa pigliata un pallone su Lis Kvaratskhelia e Ndombele fa pure gol Ndombele e allora dai amici bellini che sonno però Olivera e Lozano, quindi le frecce tricolori ho detto tricolori sono partite prima Osimhen che già voleva stare in fuorigioco prima ancora e anche sa però è un buon segno. Bravo Lobo Zielu Singo addosso la Zielu volevo dire Lobo ma non l'ha già sciatato. Cominciamo il numero dei falli. Ho già perso il conto dei falli che hanno fatto questi in 4 minuti e 40. E questo dicevo agli abbonati, ci prenderanno a calcio, cioè, sarà una battaglia ma a livello proprio che ci vogliono infortunare. È l'unica cosa, si divertono. Vedi il lancio di Oliveira che ha sentito che io preferisco il lancio di Mario Rui e anche Oliveira dice ma io sono giocatore con nazionale in Uruguay, un saccio fa. Vai Anghissà! Dai che l'hai recuperato, vai Lozano, mannaggia! Secondo me potevo pure tirarlo. Eccolo Osimhen, sì! Ma allora come siamo forti sui calci d'angolo quest'anno? Com'è che i calci di punizione proprio niente, non riusciamo nemmeno, ma sui calci d'angolo siamo proprio forti. I numeri. Osimhen colpo di testa all'incielo. Can you give me the t-shirt? Cioè proprio la magliettina, non si dice t-shirt, mica facile questo colpo di testa, la mette proprio dove non ci si può arrivare. Brutto fallo. Non ti calmati Os. Te l'ha dato il fallo, calmati. Bravo Osi! Vai Anghissà! Ecco, Osi. Bravo. Guarda, c'è tutto lo spazio. Sei stato troppo cute. C'era tutto lo spazio possibile, Kvara cute. Vedo bene Anghissà, ragazzi, con le scarpe chiodate. Meret l'ha dovuta fare la parata su Vlasic che è fortissimo. Attenzione a Singo. Guarda Osi come fa a salire la squadra, è proprio cresciuto assai. Lozano stai nella forma quella pre-Gattuso che cadi da solo. Bravo Rachmani di prima. Zielinski proprio troppo lungo. Dai, mamma mia Kim, spettacolo. Kim, come si sente? Bravo Oliveira. Attenzione! Meret! Maronna mio pal! Questa parata un po', l'ha vista alla fine proprio, un bolide. Ma come stanno giocando bene questi? Mamma mia! Era centrale, però era molto forte. In sua difesa si alza velocemente per poi andare a disturbare Sanabria, però male proprio, Stanno facendo questa azione che poi il cross verso dietro al limite dell'aria la fanno sistematicamente e ci riescono. Che sta succedendo? Attenzione Oliveira, attenzione, sono asfissianti, l'aveva detto Spalletti, sono asfissianti. Bravo sì. Lozano, vai che non c'era fuori gioco. Osimhen troppo altruista qua, troppo altruista. È un arbitro molto fiscale, sta chiamando tutti i falli possibili e immaginabili, il che per una squadra fallosa come il Torino, ok, però il gioco molto spezzettato. Ecco Anghissà. Mai, si è proprio tuffato. Bravo Lozano. Vai Anghissà. Partito Kim proprio inarrestabile. È inarrestabile! Un'oli. Kvicha! Ed ecco il rigore. Parte il numero 77. Kvara, not Q. Esattamente, say my name, dici il mio nome. Kvicha Kvaratskhelia. Ma quanti video al giorno stanno uscendo per questo ragazzo? Centrale? Come Zielinski? Kvicha Kvaratskhelia. C, not CH. Elia, not Ela. Kvicha Kvaratskhelia. Centrale, Moscio. Io nello short di ieri parlavo del rigore di Ibrahimovic che secondo me con quella potenza se lo tiri a mezza altezza alto è imparabile. Questo qua c'è sempre il rischio che il portiere si butta un po' più moscio e te la prende coi piedi. Però si spara! Mamma mia, bella parata. Anghissà.
Moscia. Vai! Ah, peccato. Bello Zielu. Zielinski è sontuoso quando gioca di prima. Eccolo di sinistro. Dai amici bellini, è il momento dei like, perché è un primo tempo anche vivace, divertente, tante cose da dire. Ci sono stati momenti. Il nuovo blocchetto, il nuovo blocchetto. TVA, ditemi voi che cosa significa TVA. Dai, i like. Casino Stamma 3-0, sostituzione non è fa. Bravo Anghissà, anche vedere un fallo mi fa piacere, vuol dire che ci stai. Bravo, sì. Mamma mia. E ancora Lobotka. Quante volte si è girato Lobotka? Pressing altissimo loro, ma noi non perdiamo palla. Bravi. Attenzione, attenzione. Fuori gioco. Bravo Anghissà. Vai Di Lorenzo. Si accende lo stadio e il tacco. E Oliveira e arriva Lozano. Osimhen! Ma che bellezza! La bellezza del calcio! La bellezza del calcio, tutto! Ricomincia, riavvia, riavvolgi il nastro. Anghissa che fa la specie di rovesciata, Di Lorenzo che taglia, Kvaratskhelia che fa il tacco per Oliveira e il cross per Osimhen. Che bellezza, che bellezza. Ah, Spalletti, fai i cambi, dai. Kvara, mamma mia, lampo di genio proprio. E mica era facile questo colpo di testa di Osi. No, quale fuori gioco? No, non mi annullate questo. Singo sta facendo proprio la carriera di Quadrado in una partita. Singo proprio i tuffi. Buongiorno, buongiorno. A dopo sta in banchina, però facciamo un buongiorno, a dopo, ci vediamo dopo live, ecco. Oh, l'ha spinto. Singo ha spinto Osi. Vabbè. Bravo Osi. Lozano. Sanabria, bel tiro. Attenzione, attenzione. Bravo. Presidente, pezzo di... tifosi del Torino. Osimhen è troppo veloce per la sovrapposizione di Lozano. Spalletti, i cambi. Dai, non li fanno, ci fanno male e poi piangiamo. Bravo Anghissà. Va in Dombi, bel controllo. Cross proprio. Vabbè. E Osi si è pigliata una tu pallone su Lis. Kvaratskhelia e Ndombele. Fa pure gol Ndombele. E allora ditelo che è proprio così che deve andare. Perché a Osi gli puoi lanciare pure una palla che di cartone, di gomma, piuma. Osi la pulisce. Quello di Osi è un assist per Kvara che poi fa un assist per Ndombele. Perché c'è altruismo, c'è intelligenza. Mezzo alle gambe, Ndombele si prende il voto. Mi pare che il lancione per Osi, la pallata l'ha fatta Elmas. Eccoli, eccoli. Stavano facendo solo falli su Osi. Ostigardo e leva Rachmani, lascia Kim ammonito, incredibile. Vabbè, ma tanto Kim non si fa ammonire. Kim non si fa ammonire perché faglielo fare il gol, ma non farti bravo Ndombele. Vai Kvara, vai Simeone, ce l'hai. È scivolato Kim. Bravo Kvara. Sorride Osi, ha sorriso, dai, così vi calmate tutti quanti. Ostigardo non è un infingardo. Dai. La palla che Meret Kim si è fatta male. Bravo Kim, mamma mia. Tutto fa male però. Vabbè, un'altra volta il tacco di Kvara. Mamma mia. Mamma mia Kim. Mamma mia Kim. Boom, proprio il muro. Gaetanino. Dem, niente da fare. Non si può avere tutto nella vita. Guarda Anghissà all'88esimo che pressa, bravo! Lancio di Elmas per Simeone come ha fatto Osi. E Simeone è anche bravo che si è liberato. Non c'era più nessuno ad accompagnarlo perché è finita la partita. Basta. Vai Gaetano. Ndombele.
Elmas, fino in fondo, lo spingono un po', però non fa niente. Ci siamo ragazzi, io credo che vinciamo lo scudetto quest'anno. Voglio 4.000 like, sono troppi. Facciamo 2.000 like perché 2 gol al primo tempo, 2 gol al secondo tempo, 2.000 like, parenti al 1926. Dai, che ne dobbiamo parlare live da New York. Valerio Fido e tutto, e come siamo forti. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.